Il Comune di Agrigento sta adottando diverse misure per venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione. Intanto la prima misura in questa direzione è quella del sostegno all'inclusione attiva, cioè il SIA. Il SIA è una possibilità che tramite i fondi che vengono messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci consente di poter dare una tessera con la quale vengono erogati 80 euro al mese per tutti i componenti del nucleo familiare ad eccezione del richiedente, per cui si va da 80 euro a 400 euro di reddito mensile che viene erogato. Ma oltre a questo stiamo mettendo in le basi per poter fare anche dei tirocini formativi che saranno in numero di 180 per il Comune di Agrigento e per il distretto di Agrigento e che daranno la possibilità a 180 persone di avere modo di imparare qualche cosa, di imparare un mestiere, di lavorare per delle aziende, delle ditte che si metteranno a disposizione e ricevere per questo 300 euro al mese per 6 mesi. Per cui ritengo che queste siano delle grosse possibilità. Vi posso già anticipare che il Comune inoltre ha avuto la possibilità di mettere in campo un'azione molto importante che noi abbiamo definito emporio sociale e che verrà messo in via di attuazione nei prossimi mesi e che darà la possibilità tramite fondi che verranno dall'AGEA, cioè da un'agenzia del Ministero dell'Agricoltura per la distribuzione di derrate alimentari e che riteniamo di poter realizzare con il concorso di una grossa associazione di livello nazionale che abbia già un contatto diretto con l'AGEA per dare la possibilità a tutte le famiglie bisognose con grossi bisogni sociali di poter avere mensilmente una fornitura gratuita di beni di prima necessità. Per quanto riguarda l'infanzia, noi abbiamo aderito a un progetto che si chiama PAC Infanzia, che è un bando del Ministero dell'Interno, che ci dà la possibilità noi abbiamo individuato due misure che sono la realizzazione di uno spazio giochi per bambini, cioè per bambini dai 18 ai 36 mesi, e saranno in numero di 100 e partiranno queste nel prossimo mese e quindi avranno la possibilità a un costo irrisorio di circa 20 euro al mese di poter dare una possibilità di gioco, di accoglienza a 100 bambini per un anno, quindi questa è già una prima misura. Un'altra misura è la riapertura dell'asilo di Villa del Sole, dove avremo la possibilità di ristrutturare tutto lo spazio che c'è al coperto di Villa del Sole per renderlo fruibile come asilo nido, quindi per bambini molto piccoli.